La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura alla cronaca parliamo di lotta allo spaccio di droga. Una banda che spacciava nei boschi tra Sesto Calende, Vergiate e Casale Litta è stata infatti smantellata dalle forze dell'ordine. Non sono mancati momenti di tensione durante la fuga, il tentativo di fuga degli spacciatori. Tutti i particolari nel servizio che è stato realizzato da Marco Croci. Un vasto giro di spaccio nei boschi del Varesotto è stato smantellato dai carabinieri con 10 arresti e il sequestro di denaro, droga e armi. Quando i militari, circa una cinquantina, sono intervenuti, uno degli spacciatori ha tentato di reagire imbracciando un fucile calibro 12 con un colpo in canna, ma è stato bloccato con il taser. I carabinieri, dopo 8 mesi di indagini, hanno ricostruito la rete di pusher tutti stranieri tra Sesto Calende, Vergiate e Casale Litta. A gestire il giro erano 2 fratelli residenti in provincia di Monza, i quali rifornivano i collaboratori e li accompagnavano direttamente sulla piazza, scandendone i turni di lavoro e accompagnandoli in hotel del Milanese per il giorno di riposo. Gli acquirenti venivano contattati anche tramite WhatsApp con veri e propri annunci pubblicitari con un servizio 24 ore su 24 e spesso anche a domicilio. Oltre 2000 le cessioni accertate durante le indagini coordinate dal PM di Busto Arsizio Vittorio Caramore. E restiamo in tema perché 8 kg di cocaina nascosti in una sedia a rotelle sono stati scoperti a Malpensa. Un corriere della droga statunitense è stato infatti intercettato all'aeroporto varesino ed è finito in manette. Ci racconta tutto Marco Raimondi. I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno arrestato un apparentemente insospettabile corriere all'aeroporto di Milano Malpensa, sequestrando oltre 8 kg di sostanze stupefacenti nascosti in una sedia a rotelle. Il passeggero, di nazionalità statunitense su volo proveniente dalla romana Santo Domingo, è atterrato domenica e si è presentato in sala arrivi su una carrozzina e con un evidente tutore alla gamba destra. Al varco di uscita, il fiuto del cane Detective Cosmo ha però segnalato al militare che era con lui la carrozzella assistita sulla quale si spostava il passeggero. Pertanto i finanzieri hanno proceduto con le cautele del caso a un approfondito controllo non solo della persona e del bagaglio, ma anche della sedia a rotelle usata dal viaggiatore. Smontando le singole ruote, hanno constatato un peso anomalo delle stesse, per cui si è deciso di controllarne l'interno dopo un primo controllo risultato negativo ai raggi X. Solo così ci si è resi conto che i trafficanti avevano nascosto nelle camere d'aria ben 43 involucri contenenti 8,4 kg di cocaina purissima. Lo statunitense a quel punto, dopo essere stato sottoposto a una visita medica che ne ha valutato le reali condizioni di salute, è stato arrestato. La cocaina sarebbe stata divisa in almeno 8.400 dosi da 1 grammo e avrebbe fruttato nelle piazze o nei boschi di spaccio proventi illeciti anche fino a 1 milione di euro. Ancora una notizia legata agli stupefacenti, allo spaccio. È stato individuato e denunciato lo spacciatore che nei giorni scorsi aveva consegnato una quantità di droga a una studentessa 17enne a Varese poco prima che entrasse a scuola un istituto tecnico del capoluogo. Le ricerche erano scattate subito e il lavoro dei poliziotti di quartiere ha portato in tempi rapidi all'identificazione del responsabile, un 25enne che appunto è stato denunciato. Voltiamo pagina. Approvata oggi alla Camera la legge di ratifica dell'accordo fra Italia e Svizzera sui frontalieri e sulla loro tassazione. Il provvedimento ora transiterà al Senato dove si concluderà l'iter parlamentare. L'aggiornamento della situazione nelle parole del deputato leghista Stefano Candiani. Durante il passaggio alla Camera sono stati inseriti 2 emendamenti da parte del Governo, uno per togliere la Svizzera dalla blacklist, rendendo quindi possibile la normalizzazione dei rapporti finanziari e fiscali tra Italia e Svizzera, l'altro per il telelavoro, prevedendo una proroga fino al 30 giugno e prevedendo la vigenza delle regole fiscali a partire dalla scadenza del precedente accordo, quindi la retroattività fiscale. Abbiamo poi approvato una serie di ordini del giorno con cui abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi, uno per chiarire ovviamente che tutti i permessi rilasciati da qui al 31 dicembre rientreranno nel vecchio regime fiscale.
Un altro ordine del giorno è stato approvato per chiedere ovviamente che si proceda alla stesura di un accordo con la Svizzera per lo smart working prima della scadenza di giugno. Un ordine del giorno poi è stato approvato in merito alla necessità che ci sia una zona economica speciale, ovvero una zona logistica attorno a Malpensa e nelle aree di confine. È stato approvato anche un ordine del giorno per chiedere che il governo sostenga le attività del Regio Insubrica. E si avvicinano le elezioni comunali, a Lonate Pozzolo si voterà e proprio a Lonate ieri sera c'è stato un confronto fra i candidati sindaco, tema forte quello della legalità, il servizio con immagini blitz. È avvenuto ieri sera all'oratorio di Lonate Pozzolo il confronto fra i 4 candidati sindaco Tiziano Bonini, Elena Carraro, Nadia Rosa e Modesto Verderio. Tra scintille e sconti verbali si è affrontato soprattutto il tema della legalità. Già nell'introduzione della serata, il parroco Don Giambattista Insoli aveva ribadito come la legalità è un principio troppo importante e a tal proposito questo argomento ha acceso gli animi in primis da Tiziano Bonini e Modesto Verderio. Dal canto suo, Nadia Rosa ha rivendicato un impegno coerente, affermando che la legalità è alla base della convivenza civile e in questi 5 anni l'attenzione è stata sempre altissima, a fianco della magistratura e delle forze dell'ordine. Infine Carraro è intervenuto dicendo che la legalità è un valore che dobbiamo difendere e incentivare sempre, potenziando la collaborazione con le scuole per educare sin da subito le giovani generazioni alla cultura della legalità. Il comune di Varese ha acquistato oggi 9 bus elettrici full electric grazie ai fondi del PNRR. Si tratta di mezzi per il trasporto pubblico per un valore di 5 milioni di euro ottenuti grazie ai progetti presentati per lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, efficiente e flessibile. Il sindaco di Varese, Davide Galimberti, parla di data importante perché le risorse che l'amministrazione ha portato a casa con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza diventano realtà. I nuovi autobus, ha aggiunto Galimberti, andranno a potenziare il programma di conversione della flotta del trasporto pubblico varesino. Un nuovo servizio per i cittadini di Gallarate. Oggi l'inaugurazione della velostazione. Le interviste raccolte da Elisa Ranzetta. Siamo contenti oggi di garantire questo nuovo servizio per i cittadini di Gallarate, ma anche per tutti coloro che dai comuni limitrofi vengono in bicicletta qui in stazione a Gallarate. È un servizio di guardiania delle biciclette e dei monopattini, è un contributo regionale, abbiamo raccolto le risorse per costruire questa velostazione e AMSC la gestirà. Ci sarà qui un custode che di giorno curerà le biciclette, aiuterà le persone che vengono qui, si occuperà anche di fare piccole manutenzioni su richiesta dei cittadini e degli utenti e di notte comunque l'area è chiusa e sorvegliata con delle telecamere che sono state installate, quindi un nuovo servizio per tanti cittadini che scelgono la mobilità dolce per venire in stazione. Dobbiamo prima di tutto iscriverci all'app Easy Park 24. Attraverso l'iscrizione all'app con i dati, ovviamente nome, cognome, eventualmente se si volesse pagare con la carta di credito, si può accedere a una serie di parcheggi. Noi siamo fra questi parcheggi, si seleziona la velostazione, dopodiché si decide che tipo di abbonamento fare. L'abbonamento possono essere l'ingresso giornaliero, l'abbonamento settimanale, il mensile o l'annuale. Abbiamo anche una proposta che è innovativa in questo senso. Abbiamo l'abbonamento mensile con servizi. Servizi significa che la persona che si occupa della gestione della velostazione e quindi alla richiesta anche della manutenzione delle biciclette, oltre al servizio di parcheggio, chiamiamolo così, della bicicletta, offre dei servizi di manutenzione ordinaria di base, non so, gonfiaggio delle gomme, piuttosto che la pulizia delle bici, la catena magari un po' incriccata per cui la sistema. In chiusura torniamo a Varese. La Girometta d'Oro, onorificenza istituita nel 1957 dalla famiglia Bosina, quest'anno andrà al comico Max Cavallari. Lo ha svelato oggi il regiù della famiglia Bosina, Luca Broggini, nella conferenza stampa di presentazione della festa di San Vittore che si svolgerà domenica. Il premio per la mamma dell'anno andrà invece a Paola Macchi di Lissago, che ha adottato dopo un cammino burocratico lunghissimo 2 bambini dal Messico.
Bene, era questa l'ultima notizia. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it tornerà domani alle 19. Buona serata.